Vediamo qua. È già acceso? Sì, aspettiamo un attimo, perché quando non entrano i cancel è sempre... Allora, vediamo un po', siamo qui, se riesci a capire. Sì, il canestro, sì. Vediamo. Ripeti? O Piccioni? Ah, Piccioni. Non sei il figlio di un allenatore. Allora, non dell'allenatore, ma di un allenatore. Io era un nome che conoscevo. Allora, 7-4. Vediamo. Allora, sarà quello dal nome impossibile. Ah no, Tambura, vabbè. Ne ha uno che si chiama Sega Tambura, ragazzi. È tutto un programma. Allora, Il problema è questo. aspettare poi. Ah, Riembua. Non so, Ah, Riembua. Speriamo. per tutti Teo. Vabbè, per tutti te. Vabbè, l'importante è saperla così. Allora, questo qua chi è? 9. Sì, 9, 9 4, di 5 in campo. ah no, infatti stavo guardando, diceva 9 che è un'altra parte. 2, 5, 9, 7. 7 Virgili, 4 Giacovacci, 5 Monaco, va bene. Per Verona, va bene, 28, 28 per Concin, No, ho sbagliato, 25. ah Scusami, ho 25, visto. non ce n'è meno. No, 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 scusami. Biancona Ah, che in campo cavolo, sì. 7. Vabbè, vabbè. Andiamo. Prima gara della terza giornata dei gironi eliminatori del campionato nazionale Under 17 maschile d'eccellenza di Mantova e Curtatone sul parquet della Tea Arena di Via Pari a Curtatone. Ci sono di fronte la Scaligera Basket Verona, ma in tradizionale casacca gialla e blu, e dall'altra parte invece i bianco-verdi da Stamura Ancona, quindi due nomi storici della pallacanestro delle rispettive città e province. C'è un altro possesso intanto per Verona che può partire con il penetra e scarica e non trova risultato positivo, e c'è quindi il primo tentativo di percussione a canestro del numero 25 Paoletti di Ancona. Vediamo lo sviluppo, l'uscita dai blocchi, penetra e scarica per l'arresto e tiro che deve però aspettare a rimbalzo il numero 14 Tambura, che già in queste due prime azioni ci ha fatto vedere le sue notevoli doti atletiche. Vediamo blocco, niente da fare, uno contro uno, direttivo, questa è un'infrazione di passi, da qualsiasi punto di vista lo si voglia guardare, sia con la vecchia, sia col vecchio metro che col nuovo metro del passo zero, questo era e rimane infrazione di passi. Vediamo disposizione individuale anche per la Scaligera, Rocco per far uscire Tambura, non viene servito in post basso, gioco di pare consegnati, pick and roll che non viene utilizzato dal numero 9, che però prova un fade away all'indietro per il numero 9 Piccionne. Verona con il lungo a ribaltare sull'altro posto, uno contro uno, e parte la solita litania delle tribune del passi a ogni partenza della squadra avversaria, non particolarmente divertente né tantomeno produttivo. Questo qui è un passaggio, però sull'anticipo di Tambura c'è il fallo del numero 28 di Verona, vale a dire Bertoncin. Puntano molto sul loro, una volta si diceva dinoccolato lungo di colore.
Piccione prova 1 contro 1, palleggio, arresto e tiro, non proprio in equilibrio, buttandosi in avanti. L'ultimo possesso però vede mantenere la palla nella propria parte d'attacco per lo Stamura Ancona, che avrà ancora 13 secondi per andare alla conclusione. Una prima impressione della gara. Allora, sarà sicuramente interessante vedere lo scontro tra Bertoncin, 28 di Verona, e il lungo, il 14 Tambura di Ancona, perché comunque sono due punti di riferimento per la squadra, non solo in area, in attacco, ma anche dal punto di vista difensivo. Altro spunto interessante sarà appunto la difesa degli 1 contro 1, essendo due squadre che attaccano tanto dal palleggio e cercano di trovare tanti vantaggi appunto da questo fondamentale. Vediamo adesso un pick and roll con difese contenitive e Bertoncin subito prova a prendere uno spazio e un tiro da fuori. Altra transizione, alley-oop alzato con però poca fortuna. L'asse Piccione Tambura, sicuramente l'asse, pare in queste prime battute l'asse portante per quanto riguarda lo Stamura. Vediamo Verona con Morati a gestire la palla. Bertoncin ancora consegnato, Morati che prova a battere sul palleggio, un po' troppo insistito forse da questo palleggio, 1 contro 1 è bravo, ma va anche a procurarsi il fallo proprio allo scadere dei 24 secondi. E quindi va in lunetta con 2 opportunità dal tiro libero il capitano Ceffoli della Scaligera Verona, che realizza il primo. Sono passati, mancano 6 minuti e 33 secondi al termine, siamo sul 3-2 per i giallo-blu veronesi. Sbagliano il secondo, il rimbalzo finisce nelle mani dello Stamura di Piccione, che prova a spingere la transizione, continua a svilupparsi sul lato destro del fronte d'attacco marchigiano. Ancora un po' complicato servizio per Tambura, c'è stata la chiusura della retroguardia veronese. Morati finta, palleggio, arresto e tiro con step back, nulla da fare. E ora il numero 4 Covacci, Cionne provano a servire Tambura, non ci riescono, vi riescono adesso in pivot basso e arriva il fallo di Bertoncin. Siamo andiamo errati sul tentativo di anticipo in post basso ed è già il secondo fallo. Sì. Sicuramente un aspetto non positivo per Verona, che vede gravato dopo soli 5 minuti uno dei propri elementi cardine. Va a appoggiare purtroppo sullo spigolo il numero 7 Virgili. Il taglio a canestro del 24 non è un appoggio magari del numero 24 della Scaligera, vale a dire Ceffoli, un appoggio magari non morbidissimo che viene attutito dal tabellone. Tambura prova a giocarsela, si gira e fa un bel movimento, magari si è complicato un po' la vita con il movimento da sotto canestro, comunque è riuscito a trovare un tiro probabilmente che gli è più congeniale, questo mezzo gancio. Morati, conclusione da 3 punti, sono ancora i veronesi a poter gestire un'altra azione d'attacco con 10 secondi di vantaggio. Prova ad andare fino in fondo il numero 24 Ceffoli e si procura un altro fallo sulla penetrazione. Sicuramente Tambura intimidisce, costringe naturalmente a cambiare le parabole a chiunque arrivi in prossimità del canestro
dello Stamura. Intanto si prepara un cambio nella formazione anconetana. Maglia Cefoli il primo personale, ne avrà un secondo. Il parziale è, quando mancano 4 minuti e 38 secondi al termine, di 5-4 per la Scaligera Verona sullo Stamura Ancona. Tiro libero ancora di Capitan Cefoli per il 6-4. Punteggio abbastanza basso, no? Punteggio basso, però dobbiamo ricordare che oggi è la terza giornata, che ovviamente potrebbe essere un po' di stanchezza fisica, ma soprattutto c'è una tensione mentale non da poco, perché Ancona oggi si gioca la permanenza alle finali nazionali, perché in caso di sconfitta sarebbe esclusa, e quindi Verona d'altro canto non deve mollare questa partita, perché si arriverebbe eventualmente a un arrivo a tre squadre a pari, e nel caso di vittoria di Varese che si sta giocando in contemporanea sull'altro campo. Quindi la tensione di questa partita è sicuramente alta. Non aspettiamoci, secondo me, una partita frizzante e ballerina, anzi sarà una partita molto rude e tirata, con percentuali potrebbero non essere altissime. Qui Bertoncin è stato servito al centro dell'area e le lunghe levi ancora una volta di Tambura danno sicuramente fastidio nel mezzo. È già più di un tiro che gli attaccanti veronesi sono costretti a cambiare. Sotto canestro era un buon servizio per Ariembua, e chiediamoci scusa già da adesso se non lo pronunciamo correttamente. E sulla rimessa in gioco si libera bene Mazzoli e porta al primo mini break di questo primo quarto, più 4 per Verona. Non riesce a servire, deve forzare la situazione, però è bravo a lavorare sul perno Paoletti e a segnare il 6° punto della sua squadra. Non si è fatto intimorire dal raddoppio, ha lavorato bene sul piede perno e poi è andato in appoggio. Morati prova ad andare fino in fondo, è lasciato da solo a rimbalzo Bertoncini, che però non riesce a produrre. Ariembua, Mancino, però realizza la tripla, se non vado errato. No, è stato dato da 2, chiedo scusa. C'è il fallo nel frattempo di Cefoli e c'è il cambio anche per i veronesi. Esce il numero 18 Mazzoli e con il numero 16 entra Brancaccio, che è poi l'autore se non vado errato, del canestro all'ultimo secondo nella gara contro l'Olimpia Roma, giusto? Sì. È un giro e tiro allora di Piccione sicuramente apprezzabile. Brancaccio, Bertoncin, Cefoli, Ariembua prova a prendere un po' più di fiducia. Siamo su 7 secondi ormai. Cefoli prova a prendere la riga di fondo, deve scaricare fuori per la tripla di Morati, che non trova però il bersaglio, non trova nemmeno il ferro. Prova ad andare fino in fondo con il penetra scarica, mantiene possesso comunque lo Stamura. Piccione 1 contro 1 di schiena, forza la situazione, a rimbalzo è bravo a svettare il numero 95 Catana Vallemani e va a impattare sul 10 pari a 2 minuti e 11 dal termine della prima frazione di gioco. Rembua prova ancora, a rimbalzo c'è probabilmente il fallo a rimbalzo di Brancaccio. (2-0-1), 10 pari con Verona in bonus e per Ancona c'è ancora un fallo a disposizione. Prova il giro dei blocchi, si libera bene al centro dell'area
il numero 16 Bora, è una buona soluzione con la mano mancina, si procura il fallo e potrà andare così in lunetta per i due personali che potrebbero portare in vantaggio lo Stamura, che in queste prime fasi è stato più a inseguire che a condurre. Una seconda impressione? Stiamo vedendo come dal punto di vista offensivo Verona cerchi soprattutto di attaccare l'area, non affidandosi tanto al tiro da fuori, se non negli ultimi momenti, proprio in caso di necessità. Stessa cosa sta facendo Ancona, però su queste situazioni Ancona è molto più reattiva sui rimbalzi e infatti questo piccolo vantaggio se l'è costruito proprio con l'intensità e con l'agonismo nel provare a prendere questi palloni vaganti. E buono contro uno adesso del numero 30 di Verona, che sfrutta le sue doti atletiche. E nell'azione precedente difensiva di Verona abbiamo visto come appunto Ancona sia stata brava a prendere un rimbalzo nonostante una difesa molto attenta di Verona, ma proprio sullo scadere si è lasciata prendere i rimbalzi in attacco. Adesso vediamo, è uscito Bertoncin sempre a causa anche dei due falli, oltre che per motivi di impiego naturale. Vedremo se Ancona proverà ad approfittarne appoggiando ancora di più la palla spalle canestro da Tambura. Abbiamo visto ora una penetrazione di Marchesini, che era appena entrato, c'è stato poi anche un cambio con l'uscita di, come abbiamo detto, di Bertoncini per fare posto a Cornale, mentre ora c'è un cambio anche da qualche minuto di riposo al suo lungo Tambura, e con il numero 20 è entrato Barletta. Due tiri liberi, sbaglia il primo Marchesini. 1,35 a termine, entrando le squadre in bonus, segna il secondo e di mezzo allo svantaggio, siamo 11 a 12, quindi una montiezza di vantaggio per lo Stamura Ancona. Cambio, esce Piccione, qui vengono risparmiati l'ultimo minuto e mezzo della prima frazione di gioco, ed è entrato con il numero 8 in sostituzione in cabina di regia Filippetti. Prova ad attaccare, scarico, prova, non riesce l'appoggio in pivot basso, c'è un ribaltamento su Bora. Bora è bravo a sfruttare l'appoggio, Barletta non riesce a completare il possesso del rimbalzo d'attacco, e vediamo con il numero 24 Ceffoli che restituisce, e c'è un buon anticipo alla difesa, se ne può andare in contropiede, mano sinistra Filippetti a figare il 14° punto per la compagine bianco-verda marchigiana. Ribaltamento, Ariembura che mano sinistra segna con bella convinzione, buon momento. Palla in più al basso per Bore, prova a giocarsela, il taglio non è servito nella maniera corretta, Ariembura può portare avanti il contropiede, Ceffoli cerca l'attacco, c'è una disparità di un secondo abbondante tra il 24 secondi e il cronometro principale. Ceffoli prova ad andare fino in fondo, il servizio era nell'angolo per Ariembua, sotto canestro, la soluzione di Cornale viene stoppata da Barletta e si va quindi al primo riposo con Scaligera Verona 13, Stamura Ancona 14, e ci prendiamo un minuto di fiato perché la giornata sarà lunga.
Torniamo in campo per la seconda frazione di gioco di Scaligera Basket Verona Stamura Ancona. Si parte dal +1 per la formazione bianco-verde anconetana. Prova il pick and roll, un buon arresto e tiro che va sul ferro da parte del numero 25 Paoletti. Vediamo Marchesini, il ribaltamento purtroppo è verso la panchina e non verso un compagno. C'erano un po' troppe maglie gialle da quelle parti, ma può darsi anche che facendo un passaggio di ribaltamento un po', come si suol dire, di abitudine, non tanto di osservazione, c'è stato questo problema. Provano ancora a giocare pick and roll, Barletta che va a tentare un gancio, che è un movimento che è sempre apprezzabile a prescindere dal risultato. Un risultato davvero lungo, Barletta ha anche delle leve particolarmente lunghe, c'è un fallo abbastanza veniale, diciamo, dell'anticipo di Barletta. Continua a mantenere, lasciare fuori di Bertoncini. Mentre ci sono arrivate le statistiche, vediamo con una realizzazione che impatta sul 16 pari. Vediamo le statistiche: Verona tira con 5 su 18 dal campo, 5 a 14 da 2, 0 su 4 da 3, 3 su 6 liberi e prende 13 rimbalzi. La stoppata ora di Ariembua, mentre Ancona tira 7 su 16 dal campo, 7 su 16 da 2, non tira mai da 3, prende 11 rimbalzi. La differenza forse sono i 7 rimbalzi d'attacco di Verona. Comunque là siamo sulla parità. Barletta, andiamo con il numero 8 Filippetti, poi Paoletti che prova palleggio, arresto e tiro. Sicuramente sull'aiuto c'è stato, sul tentativo di aiuto sul tiro c'è stato un appoggio irregolare, quindi ci saranno 2 personali per Andrea Paoletti. Che sbaglia il primo, siamo per getto in parità, 16 pari, 8:36 al termine. Ora la seconda opportunità per l'esterno con la maglia numero 25 dello Stamura Ancona, che questa volta trova il bersaglio. La palla ora viene gestita sul lato destro del fronte d'attacco da Righetti, non si fida ad andare fino in fondo, fa uno step back e trova invece un buon canestro, mano morbida, buon rilascio per il 18-17 della Scaligera. Filippetti non riesce all'arresto a tiro, scarica fuori per la penetrazione di Bora, che non trova il bersaglio, prova a spingere il contropiede con il numero 29 Cornale, che sbaglia un appoggio facile da sotto misura. La palla è di nuovo per Paoletti, prova l'appoggio in pivot basso, non ci riesce. Cornale a cercare di giocare a 2 con Paoletti, che prova con il tiro da 3 punti. C'è Bora che prende il rimbalzo d'attacco, ma non avendo toccato il ferro scadono i 24 secondi. 7:37 dal termine. Scaligera Verona 18, Stamura ancora 17. Si prosegue sui binari dell'equilibrio. Sì, abbiamo visto un'ottima transizione di Verona, non portata a termine dal lungo Cornale, e abbiamo visto però come entrambe le difese adesso cominciano a mettere ancora di più le mani addosso, e infatti tutte le situazioni vengono prese più che da costruzioni d'attacco, molto più da situazioni individuali. Vediamo comunque come anche le scelte difensive di Ancona stiano mettendo in difficoltà Verona, ma in questo momento Ariembua sta prendendo fiducia nel suo tiro
che ha dimostrato essere una delle sue armi oltre che l'atletismo. Vedremo come Ancona vorrà provare a limitarlo. Nel frattempo Piccioni ha provato a penetrare, è andato a procurarsi un fallo e si va quindi con la rimessa dal fondo per Bora, mentre dobbiamo segnalare l'ingresso anche tra i bianconetani del numero 7 Virgili, che peraltro Filippetti palleggia, resta e tiro, non sembrava in grande equilibrio, ma lo ha trovato come si suol dire, in volo. Marchesini per Cornale che sbaglia da solo, l'ultimo tocco però è di Bora che non riesce a ghermire il rimbalzo difensivo. Si andrà quindi con una rimessa dal fondo laterale per Verona. Ariembua in pivot basso, arriva il raddoppio, il passaggio di uscita, il ribaltamento assolutamente sconsigliato con la palla persa, e quindi è Ancona che può proseguire. Filippetti si arrisca a dare palla a Cornale che serve bene il taglio sotto canestro del numero 7 Virgili, che però non ha avuto un buon equilibrio, era troppo dietro il ferro, dietro il vetro più che altro, ed non è riuscito a dare il giusto effetto per il reverse. La rimessa in gioco comunque rimane per lo Stamura sul fondo. Mentre cambio, da qualche minuto di riposo anche al proprio leader offensivo Ariembua, è entrato nel frattempo con il numero rimbalzo, e Cornale che lotta a rimbalzo. Non riusciamo a vedere bene ancora l'ingresso del nuovo entrato, il numero del nuovo entrato. Prova ad andare fino in fondo, arresto in aro, e lì sull'entrata c'è il fallo, la realizzazione in appoggio del numero 22, vediamo, sì, Farinati. Esatto. Ora prova a giocare, a mettere tutti le sue torri, come si suol dire, coach Pozzetti. Lascia in campo Cornali, rimette di nuovo in campo Tambura, lotta Bora, rimbalzo in uscita per Filippetti e azione d'attacco, mentre Verona è ora in avanti 23-18 su Ancona. Piccione 1 contro 1, si trova, salta sul primo passo, c'è il fallo del numero 27 Marchesini, c'è cambio, esce proprio Marchesini ed esce anche il numero 23 Vinco, e rimette in campo rientra in campo con il numero 31, ma mi sembra che non era mai entrato fino a questo momento, Romani. Prova ad utilizzare tutta la panchina Verona in questo momento, la partita è lunga, siamo al terzo giorno di azioni consecutive. Ecco Tambura però che ha buona mano e sul servizio al centro dell'area realizza con mano dolce. 23-21. Il roll, esce Righetti, sbaglia, rimbalzo di Piccione prende bene il rimbalzo, parte subito e è obbligata Ancona a commettere, è obbligata Verona a commettere immediatamente fallo. E bonus. E si arriva in bonus a 5-21 dal termine, molto. Ecco, Filippetti sempre in cabina di regia. Piccione non riesce a servire Tambura, aspetta per il pick and roll, prova ad andare fino in fondo, gioca di fisico, il ribaltamento è per Filippetti che adopera
il blocco di contenimento di Cornali che è bravo a prendere il rimbalzo, la rotazione, bene andare Tambura a prendere il servizio dei compagni e provare ad attaccare il ferro con esito positivo. È andato a procurarsi il fallo del numero 29 Cornale. Quindi 2 opportunità dal tiro libero per Tambura. Che può, grazie, ha la possibilità, lavora sul ferro e poi esce il primo tiro libero del centro di colore dello Stamura, che questa volta mostra mano ancora più dolce e riporta a -1 Ancona. Siamo esattamente alla metà della seconda frazione di gioco. Verona 23, Ancona 22. Cornale, uscita sul lato, vediamo Righetti che prova a rimettere la palla in pivot basso per Cornale, che questa volta riesce ad appoggiare correttamente al tabellone il +3. 1 contro 1, Piccione non riesce a scaricare, Righetti è bravo ad anticipare, Piccione non riesce ad andare a intercettare la difesa, l'attacco veronese non riesce ad attaccare anche il contropiede in sovrannumero. È buona e efficace la difesa delle guardie rientrate da parte dello Stamura e si va quindi al minuto di sospensione, 4:23 al termine, Verona in bonus, Ancona con 2 soli falli. Il punteggio vede la Scaligera Verona avanti 25-22. Un nuovo punto della situazione. Ancona ha inserito, come si è visto, appunto entrambi i loro lunghi con più centimetri, con anche un terzo comunque di spessore fisico. C'è stato parecchio intasamento dentro l'area e Verona, avendo qualche centimetro in meno, comunque ha dovuto collassare, ma hanno preso dei vantaggi non sempre concretizzati. Dall'altra parte però abbiamo visto anche come non sia semplice adesso attaccare il ferro per gli esterni, perché appunto c'è tanto intasamento dentro l'area. Verona ha costruito un'ottima azione d'attacco con appoggio di Cornale da sotto, dove tutti i componenti della squadra hanno toccato palla e tramite passaggi hanno creato dei vantaggi e dei conseguenti aiuti e un appoggio ben costruito. In questo momento forse la differenza la sta facendo di più la difesa sugli esterni, e vedremo il proseguo della partita se continuerà, anche perché si stanno alzando comunque i colpi su queste difese e abbiamo visto come Verona è già in bonus, vedremo se riuscirà ad avere comunque difese pulite. Si sta ancora aspettando qualche iniziativa del capitano Piccione da parte di Ancona. Torniamo in campo, è tornata con un solo lungo in campo Ancona, che però ha anche Bora come numero 4. Nel frattempo l'anticipo sul passaggio sempre di Bora non ha trovato un completamento e quindi sarà ancora la Scaligera rimessa laterale con il numero 22 Farinati. 1 contro 1, deve andare su forte, di potenza sicuramente Righetti. Filippetti, vediamo se riesce a liberarsi, non riesce a trovare l'angolo di passaggio per Tambura, che è buono però il movimento alto-basso di Bora e Tambura per il 27-24, +3 per la Scaligera. Righetti, Cornali è bravo a far uscire la palla. Righetti può tentare la tripla, rimbalzo va a finire nelle mani di Tambura. Tambura finisce sotto canestro, è bravo a spostarsi, non ha l'angolo corretto, si aspettava fallo e invece è un'infrazione di passi.
né Bora né Tambura si erano resi conto della situazione. Righetti prova a battere 1 contro 1, spinge palla in angolo per Romani, prova ad andare a attaccare, va a trovarsi però soltanto la stoppata di Tambura. Bora, prova 1 contro 1, Piccione si ravvede, prova a dare palla sotto canestro, l'anticipo non è corretto, questa qui è un po' eccessivo e troppo molle il passaggio di Tambura, prova a spingere la transizione per il tiro dalla lunga distanza di Mazzoli, e Filippetti a cercare di gestire la gara. Paoletti va 1 contro 1, arresto e tiro, non riesce a appoggiare, l'ultimo tocco è dei rimbalzisti veronesi e la palla per la regia di Morati. Bertoncin, Righetti non si fida ad attaccare 1 contro 1, però la tripla di Morati non trova nemmeno il ferro. Piccione, Paoletti ha equilibrio sul tiro da 3, lavora bene sul rimbalzo, l'attacco Bora viene chiuso in modo raddoppiato in modo molto aggressivo Tambura da Bertoncini e da Morati. Morati mette le due mani sulla palla e, come si suol dire, non la molla più. E quindi si va a 1 minuto di sospensione, siamo a 1:44 dal termine. Scaligera Verona 27, Ancona 24. Ricordiamo, Scaligera in bonus, mentre Ancona ha 2 soli falli al proprio passivo. Pregevole la volontà di Ancona di provare a cercare passaggi dentro l'area, sia in alto-basso con il loro lungo Tambura, ma lo stesso Tambura per cercare appunto i passaggi sui vari tagli e le prese di posizione. E questo Verona infatti se n'è subito accorta e coach Guadagnini ha urlato alla difesa di chiudersi di più, soprattutto dal lato debole. E dall'altra parte la difesa di Ancona sta comunque reggendo e le percentuali di Verona non sono di sicuro alte, soprattutto al tiro da fuori. Adesso è ritornato Bertoncin, gravato di 2 falli, vedremo se Ancona vorrà provare ad attaccarlo per costringerlo al terzo e quindi costringerlo a un eventuale limitato minutaggio già nel terzo quarto. Si torna in campo a 1:44 al termine, la rimessa è dal fondo lato difensivo per la Scaligera con il numero 23 Vinco. La palla finisce nelle mani del regista che è Morati. Partenza 1-4, Bertoncin molto alto, Morati va a riprendere la palla, prova ad andare al palleggio, arresto e tiro. Va anche a riprendersi il proprio rimbalzo l'attacco Bertoncin, che riprova a ripartire fino in fondo, penetra e starica è per il numero 23 Vinco, che però va quasi a cercare la stoppata. È buono l'anticipo per andare in contropiede del numero 31 Romani, che porta a più 5 Verona. Bora 1 contro 1 marcato da Morati, Paoletti aspetta il blocco di Tambura e giustamente questa volta c'è il fallo in attacco, ha allargato un po' troppo le gambe e si è visto fin troppo chiaramente. Siamo a 43 secondi e 3 decimi, Verona 29, Ancona 24, palla ora nelle mani di Morati. Vediamo, c'è Brancaccio, c'è l'ultimo anticipo e il Vinco. Piace che
come al solito ci sia qualcuno a 30 metri che vede molto meglio di coloro che sono a 1,5 metri, 2, però questo fa parte un po' della cosa. Naturalmente l'arbitro aveva fischiato esclusivamente contro la squadra, non si capisce poi bene per quale motivo. È bravo, doveva andare fino a canestro perché aveva la strada libera, non si è fidato a Romani. Paoletti, Bora, Piccionne, 1 contro 1, cambia in mezzo alla gamma, insistito, si ferma, è costretto a fare un appoggio, mancano 3 secondi, deve sveltire il tiro, è costretto a una preghiera che non trova il canestro, si va quindi al riposo lungo. Scalida Leggera Basket Verona 29, Stamura Basket Ancona 24, a tra 10 minuti per la seconda parte di questa prima gara della terza giornata dei gironi eliminatori della finale nazionale Under 17 di Mantova e Curtatone.
mettiamo il reset del tabellone e siamo pronti per la terza frazione di gioco di questo Scaligera Basket Verona Stamura Ancona. Si riparte dal 2-9-2-4 dei primi due quarti. Filippetti, Paoletti non riesce a dare palla a Tambura, gioco a due, non riesce, Filippetti riprende palla, finta, palleggio, cambio di mano, palleggio, arresto e tiro. Il passaggio sul polo basso è Airi Mbua. Ringraziamo i cortesissimi genitori di Teo per averci dato la chiave di lettura corretta del nome del numero 30 della Tesenis. Ci scusiamo con gli altri, mentre vediamo in una zona, proviamo, torna di moda in queste è già la seconda, terza che vediamo, e Airi Mbua che se ne va sul fondo, è una bella penetrazione, niente da dire, una mano vellutata per un floater. Filippetti prova a spingere, palla su Tambura che non riesce ad appoggiare, prova a spingere ancora il contropiede Bertoncin che dopo un'esitazione riesce a appoggiare quello che è il +9 di Verona. Filippetti ancora, palla per pivot per Tambura che prova a girarsi bene, salta con la finta e appoggia quello che è il 26esimo punto, 8:48 al termine. Riprova la 1-3-1, vediamo sul primo passaggio come si comportano. Morati, passaggio a Airi Mbua per l'angolo e c'è la tripla del numero 18 veronese, vale a dire di Mazzoli, che fissa per la prima volta il vantaggio in doppia cifra per i veronesi. Filippetti prova ad andare Paoletti prova ad andare fino in fondo. Vediamo ora Ceffoli. È on fire Verona in questo inizio. I genitori di Ancona avevano cercato di scuotere i propri ragazzi avendoli visti con delle facce non appropriate poco prima dell'inizio della ripresa e probabilmente conoscevano i propri ragazzi. Siamo a 7:56 al termine, 39-26 e ci saranno ora 2 tiri liberi per Bora, mentre vediamo il minuto di sospensione obbligatorio per lo Stamura. Coach Pozzetti deve per forza cercare di porre fine a questa emorragia. Ricordiamo 3-9-2-6, siamo 7:56 dal termine. Ne approfittiamo, sono passato soltanto poco più di 2 minuti per vedere le cifre del primo tempo. Verona tira 12 su 36 dal campo, 10 su 25 da 2, 2 su 11 da 3, 3 su 7 liberi e prende 20 rimbalzi contro i 26 di Ancona. Ancona accanto suo tira 11 su 30 dal campo e la precisione 11 su 28 da 2, 0 su 2 da 3, 2 su 6 ai tiri liberi. Per quanto riguarda i marcatori non abbondano, ci sono 7 punti di Righetti e 2 di Airi Mbua per Verona. Dall'altra parte ci sono 9 punti di Tambura e 4 di Piccionne. Sicuramente siamo a medie di realizzazione molto basse rispetto a quelle che abbiamo visto nei primi 2 giorni, perlomeno che ho potuto vedere io nelle gare che ho potuto vedere, a cui ho assistito. Ho perso quella dei 24 punti di Sassari, che però è stato il minus fuori media, diciamo. Sì, è stata una partita un po' ad armi impari, diciamo. Abbiamo visto adesso la zona 1-3-1 dove Verona con pazienza, ma soprattutto con l'esperienza di ieri, che ha dovuto attaccare praticamente quasi 40 minuti di zona di Roma, quindi con l'esperienza di ieri ha trovato delle situazioni favorevoli, anche se comunque l'ultima tripla è arrivata in transizione di tabella. E più che altro anche l'ottima transizione offensiva di Bertoncin prima, dove ha avuto un controllo del corpo super con una ricezione non facile, evitando di far passi per andare a concludere con la mano mancina, quindi bravo anche lui in questa situazione. Vediamo subito che la difesa è ritornata a uomo per Ancona e è stata sicuramente subito più efficace. Johnny prova a spingere ancora e si procura il fallo di Morati.
insistitazione 1 contro 1 di quello che è uno dei principali elementi d'attacco della formazione bianco-verde marchigiana. Si va ora su una rimessa dal lato sinistro del fronte d'attacco marchigiano. Bora, servizio per il numero 4 Covacci. Tambura, Piccione prova il pick and roll con Tambura, non riesce il servizio. Pauletti prende il centro dell'area, è bravo però Bora a prendere il rimbalzo, non riesce a convertire, si spegne proprio contro il ferro la sua conclusione da sotto. Andiamo così quindi con un'altra opportunità d'attacco per lo Stamura. Piccione, Pauletti, ora Piccione prova, non tenta nemmeno di giocare il pick and roll con Tambura, va a spedire il pareggio, arresto e tiro sul ferro. Vediamo ora la difesa di Ancona come si presenta, mi sembra che siano tornati uomo contro uomo. Morati da 3 punti, Tambura si vede arrivare direttamente nelle mani il rimbalzo, non deve neanche alzare i piedi come si dice. Pauletti in uscita, numero 4 Covacci, 1 contro 1 di Tambura che cerca di servire Bora, c'è un tocco della retroguardia Scaligera per un altro rimessa in gioco dal fondo sempre per la formazione anconetana. Tambura in uscita, un brutto passaggio molle, ceffola, Morati, ora Airiembua da 3 punti, non punisce, però l'ultimo tocco è quello di Piccione. È sempre Cefoli, rimessa, Airiembua si libera bene, poi sbaglia un rigore come si suol dire a porta vuota. È bravo Pauletti a prendere la palla, andare in contropiede, appoggiare 1 contro 0 il contropiede. Da un canestro già fatto di Verona è arrivato fuori è uscito un contropiede per insomma, reazioni abbastanza incontrollate del pubblico su situazioni abbastanza chiare, perlomeno dal nostro punto di osservazione. Bertoncin, Cefoli, Morati va fino in fondo, non riesce a servire Bertoncin, Tambura va per Pauletti. Piccione, vediamo se continua, passaggio sotto per Tambura che non riesce a sfruttare i centimetri, però c'è la soluzione dall'arco di Pauletti che però tocca soltanto la retina passando dalla parte inferiore del ferro, e quindi siamo a 5:27 dal termine. C'è il cambio, esce Pauletti che sicuramente è stanco, è stato in campo fino adesso, ed entra con il numero 2 Radatti che prova ad andare ora in marcatura su Cefoli. Uscita Airiembua, 1 contro 1 dietro la schiena, palla in mano a Bertoncini, molto aggressivo ma efficace Covacci. Piccione prova ad andare fino in fondo, arresto e tiro, passo e tiro, scusatemi, c'è il tocco. Alta si sente la voce di qualche genitore o tifoso scaligero non proprio d'accordo con la decisione arbitrale. Sinceramente dal nostro punto di osservazione era pressoché impossibile giudicare, diamo fiducia a chi era più vicino.
Comunque ci sono 2 opportunità dalla linea del tiro libero per Piccion, più 10 Verona su Ancona, 3-9, 2-9, siamo a 5-0-2. Sbaglia il primo personale. Sbaglia anche il secondo, l'ultimo tocca a rimbalzo però di Bertoncin, e si va quindi con un'altra opportunità dal fondo d'attacco per Verona. Sarà Covacci, Tambura, questa volta si sta attento a non appoggiarla, Piccione, Tambura dall'area, sbaglia il rimbalzo di Cefoli che protegge bene la palla, spinge il contropiede per Brancaccio che però perde, e Ancona può andare in contropiede con Tambura che schiaccia in maniera sin troppo facile, non si fida del sottomano ma cerca la cosa più. Purtroppo si scontrano in fase difensiva Piccione e l'appena entrato Radatti, nulla di grave per nessuno dei 2 ragazzi in maglia bianco-verde. Sarà quindi una rimessa in gioco dal laterale con il numero 24 Scaligero, Cefoli e Morati. Sono un po' le 2 guardie, possiamo dire, titolari degli spot per quanto riguarda la formazione allenata da Simone Guadagnini, che spedisce sulla serie dei cambi Righetti che nel primo tempo ha sicuramente dato un contributo importante, una tripla, messo molta fisicità sia in attacco che in difesa, giusto? Certo, Righetti ha dato una dimensione diversa dal punto di vista proprio fisico a Verona, e vediamo adesso come Verona stia facendo più fatica contro la difesa uomo. Infatti questo parziale è arrivato soprattutto a causa della difesa e della pressione di Ancona, e la carta della zona per adesso è stata tolta. Vediamo come invece Ancona in attacco, come nei primi 2 quarti, si affida soprattutto a situazioni interne all'area e meno su situazioni da 3 punti, sia per la bassissima percentuale, se non ricordo male siamo 0,4-0,5. Giustamente si parla e in questi casi si viene smentiti immediatamente. Infatti. Vediamo adesso anche un accenno di pressione. Sì. Più energia per cercare di mantenere il possesso. Vediamo se ora proverà ad andare 1 contro 1, doppio cambio di mano, virata, prova ad andare fino in fondo e si va a procurare sulla ricerca della palla da parte dei difensori anconetani il fallo. È tornata a meno 5 comunque Ancona sul 3-9-3-4. Vabbè, proteste del pubblico anconetano dopo l'assegnazione dei 2 tiri a Righetti, che sbaglia il primo accontentando del signore, segna il secondo, riporta a più 6 Ancona, palla nelle mani di Piccione, marcato sempre da Cefoli. Andiamo ora con la maglia numero 2 Radatti, prova a fare il palleggio del tiro, dà un buon passaggio a Bora che non perde un po' la maniglia, come si dice. Cefoli a Iriembua, palleggio del tiro, e questa volta non può sbagliare il longilineo esterno veronese, riporta più 8 la Scaligera. Prova 1 contro 1 insistito e Bora prova ad andare di nuovo a appoggiare a tabellone, perde palle a Iriembua,
per Righetti e ora per Ceffoli. Brancaccio, il tentativo di anticipo di Radatti non trova completamento. C'è ora il cambio, esce Bora e no, è uscito solo Bora, mentre Tambura rimane lasciato in campo. Prova a giocare col doppio centro Ancona. Bertoncin, si libera Brancaccio, tenta, non accenna l'1 contro 1, aspetta la partenza, ma la partenza non è corretta. E vedete come Simone Guadagnini redarguisce il proprio esterno per una partenza più volte provata in allenamento, ma ancora una volta forzata. 1 contro 1 del centro, appena entrato, vale a dire di Barletta. Vediamo Righetti da 3 punti, è troppo lunga la sua soluzione, facile il rimbalzo di Tambura, la palla nelle mani di Piccione. Prova ad operare Piccione, l'arresto e tiro per la palla a Barletta, che prova ad appoggiare ma vede danzare sul ferro la sua soluzione. Ceffoli, Ariembua, 1 contro 1, palleggio, arresto e tiro in mezzo all'area, non viene premiato dal ferro, comunque il movimento era assolutamente pregevole. Prova a attaccare 1 contro 1 numero 4 Covacci. Piccione, 1 contro 1, questa volta c'è stato e come il contatto. Toglie Barletta, rientra con il numero 25 Paoletti, rientra anche col numero 95 Catana Vallemani. Viene sempre in campo una torre, in questo caso si carica di Tambura. Paoletti, Catana Vallemani, non è un passaggio buono, il recupero è di Airiembua. Ceffoli, Airiembua finta il tiro, passaggio buono per il taglio di Righetti che gira attorno al difensore ma non trova l'appoggio corretto. Lavora bene sulla posizione del rimbalzo d'attacco Cornale e l'ultimo tocco è di un difensore marchigiano. E qua c'è un riprovo. Vediamo che tutti e due gli allenatori cercano di spronare i propri giocatori a rientrare in panchina. Sicuramente al terzo giorno consecutivo di gara non è facile. Bertoncin questa volta riesce ad appoggiare, appoggia sul ferro che lo aiuta. No, Brancaccio, scusate. Tambura da 3 punti. Covacci, un buon rimbalzo, malgrado la statura non elevata, lotta e va a rimbalzo. Paoletti 1 contro 1, Tambura a rimbalzo. Marchesini, palleggio insistito, Brancaccio. Provano a giocare 1 contro 1, Brancaccio insiste per la conclusione da 3 punti di Airiembua. Cornale, lavora bene a rimbalzo, lotta, non riesce a realizzare, ma consente alla propria squadra di mantenere il possesso. Siamo sul 44-36 a 2 secondi e 7 decimi. Brancaccio ancora che deve tirare, trova però la stoppata e il fallo di Tambura sulla conclusione a 3 punti.
Abbiamo quindi 3 opportunità dalla riga della Charité, e sbaglia Brancaccio, il primo libero, che potrebbe riportare il vantaggio della Scaligera in doppia cifra. Vediamo il secondo, e sbaglia anche il secondo. Mancano 6 decimi. Vediamo la terza opportunità per quello che ieri è stato il match winner per la Scaligera. Segna, porta il punteggio sul 40, no, è sbagliato mi sembra il punteggio, non può essere 44-37 ma dovrebbe essere 45-36, dovrebbe essere il più 9. Aspettiamo adesso che venga corretto, è stato aggiunto un punto nella parte sbagliata. Quindi siamo certi sul più 9 per Verona. Esatto, infatti adesso è stato sistemato. E ci concedete un minuto di sosta per berci un goccio di acqua. Torniamo in cronaca per l'ultima frazione di questa Scaligera Verona Stamura Ancona. Si riparte da Verona avanti di 9 lunghezze sul 45-36. Righetti marcato da Piccionne, palleggio insistito, Ariembua finta, palleggio incrociato, niente, se ne va 1 contro 1, il passaggio è buono a Cornale che però non riesce a sfruttare il buon passaggio di Ariembua. Catana va alle mani, 1 contro 1, dà un buon appoggio a Tambura che riesce ad appoggiare con mano educata al tabellone quello che è il 4-5-3-8. Marchesini forza il passaggio, vediamo, Catana va alle mani, ribaltamento per Paoletti a 3 punti, svetta rimbalzo Cornale, ne esce in palleggio Marchesini, palla per Righetti, non ribalta, aspetta l'arrivo di Brancaccio che prova a prendere il centro dell'area, a scaricare per la tripla di Ariembua che però sbaglia. Marchesini non riesce a mantenere il posseggio, provano ad andare in contropiede i marchigiani, esce forte, mani in rimbalzo Righetti, spinge la transizione Brancaccio, non va a buon fine il tiro dalla media di Marchesini, quindi si va su un doppio cambio, anzi cambio per tutti, esce Righetti ed esce anche Brancaccio, entrano col numero 24, entra Ceffoli, anzi rientra Capitan Ceffoli,
4, pivot basso, prova a forzare la situazione, Tambura va bene, rimbalzo d'attacco, Covacci non ha trovato una soluzione né tantomeno un fallo, e si va quindi con una soluzione dal fondo non prima di aver asciugato il parquet. Piccione in mezzo all'area, si libera bene, va a appoggiare bene, buon movimento per Piccione. 8,07, torna a meno 5 Ancona. Piccione forza la ricerca del pallone, non è fortunato, arriva il fallo, per il primo fallo di squadra, e quindi 4-5-4-0, 8-0-4 al termine dell'ultimo quarto. Airiembua si gira bene, va fino in fondo, e con è un bel canestro di Airiembua che tocca, che va in reversa, gira attorno al difensore, va in reversa a appoggiare al tabellone, quello che per il suo bottino personale dovrebbe essere scusatemi, adesso vado a vedere, l'11° punto, che diventano 12 per l'esterno della Scaligera. Paoletti, Piccione aspetta che piazzi il blocco, Tambura non riesce a servirlo, Covacci ancora con Paoletti, scarica in angolo, Filippetti, è un buon tiro, però a rimbalzo va il Capitan Cefoli. Marchesini, Cefoli aspettano l'uscita dei blocchi di Airiembua, 1 contro 1, bel passo, va sul ferro, vola alto Marchesini, ma la palla è presa da Filippetti che aspetta il piazzamento dei compagni. Piccione, palleggio, resto e tiro, non trova il bersaglio, Tambura riesce a far carambolare la palla addosso al numero 18 veronese, vale a dire a Mazzoli, mentre Cornali lascia il posto a Bertoncin che rientra in campo. Si va verso le fasi decisive del match, quindi tornano in campo tra virgolette i titolari. Sì, Bertoncin abbiamo visto come nel terzo quarto, nel momento in cui è ritornato, abbia sporcato tanti palloni in area e sia riuscito a essere comunque incisivo in fase d'attacco. E Airiembua invece penso che abbia fatto un minuto di panchina proprio per bere un attimo, ma è sempre in campo, anche perché in questo momento sta prendendo dei buoni vantaggi sugli 1 contro 1. E da notare come abbiano tanti extra possessi a causa dei rimbalzi in attacco, e mancanza un po' di tagliafuori, ma comunque anche tanta esuberanza nel voler andare a prendersi un possesso in più, che in una partita con punteggio basso farà sicuramente la differenza. 6,51 al termine, Verona 48, Ancona 40. Vediamo Paoletti prova ad andare a procurarsi il fallo del numero 18 Mazzoli o Mazzoli, chiedo scusa se utilizzo male l'accento. Tambura marcato da Bertoncin, Piccione, uscita di Filippetti, rimbalzo atletico possiamo dire di Airiembua, Cefoli, Airiembua, Marchesini, ancora Airiembua, vediamo e prova la tripla che va sul ferro, a rimbalzo è Piccione che prende la palla e spinge subito la transizione. Covacci, di Paoletti, torna a meno 6 Ancona, non lascia nulla, non molla nulla,
approfitta di qualsiasi tiro non realizzato di Verona. Airembua prova ad andare fino in fondo, non riesce a appoggiare nella maniera corretta all'Imber. Vediamo, Piccione sbaglia da 3 punti, Airembua va a toccare. Vediamo, fallo di Massoli. 5:42 al termine, doppio cambio, escono Marchesine e Massoli, rientrano Brancaccio e Morati. Tambura sbaglia l'uscita di Paoletti, prova a spingere il contropiede Morati, va sotto e si procura il fallo. 5:30, 4:8, 4:2, può magari cominciare a tornare a produrre punti l'attacco Scaligera, che ha fatto qualche buon tiro ma non ha trovato il punti a referto. C'è quindi il play Morati che sbaglia il primo. E sbaglia anche il secondo, il rimbalzo di Bora, la palla nelle mani di Paoletti, spinge sul lato per Filippetti. Paoletti, Tambura porta il blocco, prova ad andare fino a prendere il centro dell'area. Paoletti che trova il -4 a 5:11. L'impressione è che Verona abbia pensato un po' troppo presto di avere le mani sulla gara e non abbia giocato con quella, non diciamo grinta, ma quella concretezza che è necessaria in questi momenti per dare la massata finale. Sei d'accordo? Sì, sicuramente ha pagato anche secondo me la stanchezza di alcuni loro giocatori. E Ancona d'altro canto, essendo questa l'ultima spiaggia, ha tirato fuori delle energie per difendere ancora di più e per limitare l'emorragia. C'è riuscita, i punti adesso sono 4. Vero che Verona ha sprecato dalla linea della carità, dove entrambe le squadre sono ampiamente sotto il 50%, cosa che non è di sicuro un buon segnale, ma in questo momento Verona, avendo avuto più tiri liberi, magari poteva concretizzarli di più e avere un margine diverso. Ancona ovviamente ne sta approfittando, difendendo forte e recuperando un punticino alla volta. 5:11 al termine, Scaligera Verona 48, Stamura Ancona 44. Entrambe le squadre hanno 3 falli addebitati, quindi nessuno ancora in bonus, e siamo negli ultimi 5 minuti. La rimessa in gioco sarà di Morati, che attende Brancaccio che gli restituisce la palla. Vediamo Paoletti che prova a stare in pressione su Morati. Brancaccio, il passaggio è per Ceffoli. Brancaccio da 3 punti e non canestro da 3 punti, questa volta dobbiamo dirlo, non certo voluto di tabella ma di pura fortuna di Brancaccio. Molto spezza un po' quello che è il ritmo d'attacco di Ancona. Bora prende bene il rimbalzo, il passaggio però è troppo scontato per Tambura, la palla persa. Morati ora in possesso, aspetta il blocco di Bertoncini, ritorna, prende il centro, Brancaccio 1 contro 1, palleggio, arresto e tiro, non ce la fa, la palla nelle mani di Paoletti che cerca di tenerla in campo, ci riesce. Filippetti spinge la transizione, tiro da 3 di Piccione che non trova il bersaglio e siamo a 4 minuti e 03 dal termine. Scaligera Verona 51, Stamura Ancona 44. Morati
Cefoli, esce Airiembua, finta, un bel servizio per Bentoncin che non smuove correttamente i piedi, ne sposta per riuscire a prenderne un vantaggio. Corretto il fischio arbitrale. 3:49 al termine, pallone nelle mani di Piccione. Paoletti, cambio di blocchi, servizio in più a basso per Bora che prova ad andare fino in fondo, si ferma, restituisce la palla per Paoletti, blocco di Tambura per Paoletti che prova ad andare in penetra e scarica, l'intercetto di Cefoli non è completato e si andrà quindi con la rimessa dal fondo con soli 4 secondi per l'attacco dello Stamura ancora. Bravo Piccione, bravo, finta il passaggio di rientro e poi va a andare lui a rovesciare. 5-1-4-6, meno 5 a 3 minuti e 17 dalla fine. Morati, Cefoli, aspetta il blocco di Bertoncin, poi invece va sul lato opposto, l'apertura per Morati che prova anche lui di andare fino in fondo ed è buono il tiro in corsa del play veronese. 5-3-4-6, siamo entrati negli ultimi 3 minuti di gara. Palla per Tambura che sul raddoppio perde palla. Il raddoppio era di Bertoncin e di Airiembua. Cefoli, Capitan Cefoli, si scambia con Morati, aspetta l'uscita di Airiembua, prova ad andare a tirare a rimbalzo, la palla finisce di nuovo la Brancaccio, il ribaltamento è su Airiembua che va fino in fondo ed esce e segna un canestro di assoluta mano debole. Ricordiamo Airiembua è sinistro, parte mano destra, va fino in fondo. Niente da dire, il giocatore di quelli in campo probabilmente il più interessante per atleticità ma anche per qualità tecniche, sei d'accordo? Sì, assolutamente, fisico prestato proprio per la pallacanestro e abbiamo visto come riesce a prendere vantaggio sia con la mano destra che con la mano sinistra, abbia palleggio, arresto e tiro e in questo momento durante la partita sono innumerevoli i palloni che ha sporcato in difesa recuperando anche buoni palloni. Dalla partita di ieri è cresciuto sicuramente e in questo momento è il trascinatore offensivo della squadra. Vediamo comunque tutto questo suo trascinare la squadra stia reagendo in maniera assolutamente positiva, crescendo in difesa, cercandolo in attacco, ma non è stato come ieri tanto protagonista solo col tiro, ma anche con dei passaggi sugli scarichi e con gli extra pass. Attacco veronese, Morati prende il lato sinistro del campo, prova a attaccare Paoletti, ritorna Bertoncin, Brancaccio, prova ancora a prendere il centro, arresto, Airiembua, marcato la Bora, 1 contro 1, si sposta da Bertoncin che deve forzare la situazione, svetta a rimbalzo Piccione, non riesce a sembire Tambura, si fida più della sua tripla, a rimbalzo ci va Cefoli che soffia la palla a Bora, 1:46 al termine, più 9 Verona. Simone Guadagnini, coach della Scaligera, chiede di stare più larghi, vediamo la tripla di Airiembua, vediamo che danza sul ferro ed esce, poteva essere veramente l'ultimo chiodo. Paoletti si libera di forza e di esperienza. Brancaccio, Bertoncin, Airiembua, cambio mano, stavolta palleggia ma se la porta sul ginocchio. Mancano 69 secondi al termine, 1:09, Verona 5-5, ancora 48. Piccione prova a cercare l'appoggio su Tambura,
che si gira bene, ma si trova il fallo di Bertoncin, credo. Sì. Sono già tutte e due le squadre sono in bonus, quindi ci saranno 2 opportunità dalla linea del Carità per Tambura. Che sbaglia. Anche il secondo. La palla finisce nelle mani di Capitan Cefoli. Brancaccio non riesce a ribaltare, aspetta l'uscita in angolo di Morati. Cefoli di nuovo, cercano di tenerla la più lunga possibile. Cefoli, palla per Morati sul ferro, rimbalzo di Tambura, Piccionne prova a spingere, palla per Paoletti che non riesce a provare l'1 contro 1, c'è sempre Piccionne che cerca di sfruttare e prova ad aprire per la tripla di Paoletti. Si va 55-51, mancano 21 secondi e 5 decimi al termine della partita. Un time out ancora a disposizione per Ancona, 2 per Ancona e 1 per la Scaligera. 4 punti sono tanti e sono pochi, ma soprattutto sono pochi 21 secondi. Sono pochi 21 secondi, soprattutto perché in questo momento Ancona dovrà scegliere se fare fallo per provare a recuperare la palla, ma rischiando di sprofondare anche a -6. Sicuramente dovrà trovare un modo per recuperare la palla in brevissimo tempo, vedremo se incorrerà anche su dei cambi difensivi. Verona d'altro canto dovrà scegliere se fare la rimessa da una parte o dall'altra e aspettarsi o meno un fallo o comunque una difesa aggressiva. Vedremo anche se saranno le sostituzioni per evitare, magari per avere una percentuale migliore ai tiri liberi. Vedremo i 2 allenatori come reagiranno. Vediamo che Ancona rimane con il quintetto con cui ha terminato la partita, quindi Bora, Piccionne, Paoletti, Filippetti e Tambura. Dalla parte Cefoli, Bertoncin, Morati, Aeriembua e Brancaccio, quindi si affidano ai quintetti base, possiamo dire. Per questo Verona sceglie di mettere in campo dalla parte dell'attacco Morati prova ad andare a cercare la palla, Paoletti non ci riesce, assolutamente pulito. Io avrei dato palla fuori, figurarsi, però dalla mia postazione non si è visto naturalmente come hanno potuto vedere gli arbitri, e quindi Morati con 2 tiri liberi sbaglia il primo. Siamo a 15 secondi e 8 decimi. Sbaglia, Tambura rimbalzo, Paoletti che deve spingere, provare ad andare forte, si becca però sulla tiro mano destra lato sinistro, arriva la stoppata. 9 secondi e 9, sempre 55-51. Rimessa in gioco Paoletti, Piccionne prova ad andare fino a prendere il centro dell'area, si aiuta con il tabellone e porta quindi a -2 sul 55-53, minuto di sospensione per Verona che dovrebbe essere il terzo. E ricordiamo, infatti adesso viene aggiornato il tabellone, mancano 5 secondi e 2 decimi, sicuramente Verona chiederà di mettere la palla in attacco, rimettere la palla in attacco e
le alternative per Ancona sono pressione per l'intercetto sul primo passaggio, oppure poi immediatamente fallo per bloccare il tempo e avere qualche disposizione, sperare ancora in qualche errore dalla lunetta dei veronesi e poi poter avere l'ultimo tiro, tra virgolette, della disperazione per impattare o vincere addirittura se dovesse esserci lo 0-2. Quintetti confermati da parte di entrambe le squadre. Sarà Capitan Cefoli a governare la rimessa per la Tesenis sul lato sinistro del fronte d'attacco. Abbiamo Morati, Brancaccio e la palla va a finire su Ariembua, che in angolo viene subito il fallo di Paoletti. 3 secondi e 9. E vediamo se sarà un po' quello che è stato il giocatore più importante per la Scaligera a chiudere il conto per questa partita. E sbaglia il primo. Tu segni o sbagli anche il secondo? 3 secondi e 9 è interessante. Ieri abbiamo visto come Verona per questa cosa abbia vinto la partita. Segna. E c'è la prova ora dall'altra parte Ancona a provare il tiro con 3 secondi e 9, sotto di 3 va a provare ad andare a tirare per andare all'overtime. Naturalmente sceglieranno di rimettere palla nella metà campo d'attacco. Ribadiamo il parziale, Scaligera Basket Verona 56, Stamura Ancona 53, mancano 3 secondi e 9, tutte e due le squadre sono in bonus, quindi non c'è Verona non può sprecare falli, o meglio, con 3 secondi e 9 tu fai fallo per dargli 2 tiri liberi soltanto. Qua la decisione potrebbe essere rischiosa, nel senso che se Ancona gioca per prendere, tirare, commettere fallo potrebbe anche voler dire 3 tiri liberi, quindi se il giocatore va in palleggio sì, commettere fallo immediatamente, regalare i 2 tiri liberi ma non la tripla, ma con palla in mano rischiare di andare a commettere fallo in azione di tiro non sarebbe di certo una cosa ponderata. Vediamo questi ultimi 3 secondi e 9. La rimessa sarà di Piccione. Brancaccio si prova a vedere le uscite ed è Paoletti. Piccione da 3, va sul ferro, rimbalzo di Tambura, finisce lì. Piccione ha tirato da 3 punti, ha fatto un buon tiro, ci stava assolutamente, nulla da rimproverarsi. Finisce quindi così l'avventura dello Stamura Ancona in queste finali, prosegue quella della Scaligera Verona. Ribadiamo il finale: Scaligera Basket Verona 56, Stamura Ancona 53. Pausa in attesa della successiva gara, in cui vediamo comunque già le squadre pronte a entrare in campo. A dopo, grazie a tutti.